aspettare per 2 minuti e mezzo. Qui c'è un fans del maestro Gabbiano. Mi vogliono troppe persone, mi vogliono bene, ma è proprio per questo che il mio verbo va dato a piccole dosi. Se no voleremo tutti da sotto al balcone giù. Perché se io mi metto a fare delle lunghe prediche, i miei amici poi a finire si buttano tutti quanti giù perché ma ho fatto la doccia, no? Non da mai. Non da marino, Noi siamo gabbiani e il nostro destino è quello di volare. Quindi ecco il primo tempo che ha tentato 2 volte di volare da solo. Quindi un appello a tutti, voliamo tutti insieme. Ok. Ma è lui! La domanda, maestro. Grazie. Non mi penso. Mi devo difendere dall'affetto che mi fanno a calore. Vogliono troppo una bene, domanda, mi ma diventeremo anche noi dei gabbiani veri e propri? Ti insegnaci a volare, ma Io vi insegnerò a volare, ma per volare è dura. Maestro, Ci vogliono le scelle forti. Maestro, Un vostro insegnamento. Bisogna rinforzare le scelle, bisogna. C'è bisogno. Sì, venite tutte con me, me le porto me le porto. Ognuno va, Maestro, cosa vi hanno fatto? Vede, mi devo tutelare dai miei fans, a volte sono un Vi po'... graffiano addirittura? Sì, sono un po' troppo calorosi. Forse andando di questo passo dovrò assoldare delle guardie del corpo che mi proteggono. Ma poi come farà a volare, scusa? Voleremo lo stesso. Anche Possiamo con un'ala volare- ferita? Possiamo volare, no, ora devo rimanere un po' a terra. Le scelle si devono un po' riparare. Le scelle, ho capito. Sì, Ci metterà un po' di mercurio, per qualcosa. prima la ferita del gabbiano. Ho capito. voglio salutare la mia mamma. E gli volevo dire, mamma, ho conosciuto questo Gabbiano. Te l'avevo promesso. Questa è una mia grande fan. La imparerà anche lei? Sì, impareremo insieme a volare. Voleremo insieme. Ok, fa un saluto? Non hai voglia di volare. Con l'ala rossa. Ferito. Ok. Guarda tu. La storia del mio... Ma stai riprendendo? La veduta di Napoli. Ce ne c'è No, sta buono, ci sta. Illustreremo la storia del quadro. Disperato. La veduta di Napoli. Che cricco? Sto parlando in una cosa. Vada. Allora, un mattino, mentre mi affacciai al balcone, tanto è bello, non fumai il solito sigaro mattutino. Lei fuma sigaro. E vidi un piccolo gabbiano ferito a un'ala. E iniziai a curarlo. Ah. Dopo 2 o 3 giorni, cosa succedette? Che tutto che non sapeva niente. Allora, quando tornai a roppe quasi non a roppe, tornai in due quartiere. Tutto quanto mi guardavano, grazie alla mia assistente, la Merita. Dai, stiamo in scena, dopo. Tutto Gabbiano. Era tanto in poi mi hanno sempre chiamato Gabbiano e Eccolo. questa è la storia del mio nome d'arte. Ah, ecco. E quindi... Un attimo di fuoriscena. Ecco che si prepara. Credo, un vantaggio. Aia.
Che fate? Piccoli, cosa è successo? Madonna, chi è? Vieni qua. Chi si? Sono i gabbiani. Oh, Madonna, mia mamma! Chi è chissà? Madonna mia! C'ho madrugata. Non c'ho madrugata. Napoli chiagna. Napoli ride. E vase camminate e lacrime chiagnute, quanta parola inutile che non mi dice più. E grido tu l'estate, cosa facile a rassegnarmi che so pazze te, Lucia. Se cerca rinde braccia me tu sola, ma fai cantare e morire, so schiave te, Lucia. Chi è? Aiutatemi. La porto con me, Una povera figlia. Salvala. La salverò, Oh, gabbia figlia. Calè. la salverò, la porto con me. Volerà con me, voleremo. Ah, quello mi serve. Stai ancora truccando? Puoi simulare un attimo? No, io non simulo, sto passando veramente. Guarda. No, perché è stata male. Hai visto? Guarda, metti le unghie tutte quante insieme. Poi Lei? sì, uscessi, ma roba. Che amico, sempre che amico. Come ti senti? Non sono draghiani, guarda, non sono draghiani. Dragante di te? No. Madonna mia, la Francia, ma cazzo c'è proprio schifo. Guardate gli occhi. Stanno crescendo. Sono pure in tascando. Nel senso che sono... Ma fa piacere per te, grazie di sono piene. Stanno rignendo. E racconta. No, sei tutta qua. Sta bene. Cioè, qui Ma nel caso è maschio come Carlo. nel caso è figlio? Giulia. Nel caso è giallo? Tutte gabbane. bravo. Stefano e Domenica. Non sbaffano. Oh. E Marco siamo gatti noi. Raffreddore? Catarro? Allora io vi spiegherò il sistema che fa togliere definitivamente Il catarro. Questo sistema è stato imparato in Amazzonia dal mio amico turco Hakim. Posso fare cose che è semplice il sistema. C'ha anche la ricetta nella sua 24 ore. Ho vissuto in posti molto disagiati, quindi vedete, procurarsi un po' di deodorante. È semplice il sistema. Si spruzza un po' di deodorante così, fino a quando fare un po' di schiuma. Come se stessi sniffando. Il catarro si toglie. Per il catarro. Fate il sistema per togliere il catarro senza problemi. Mi riprende le Provare per credere. Questo però è la... Devi fare un po' di schiuma. Però ci metti un po' di deodorante più forte, questo è troppo vicino. No, lo dirò, lo dirò.
Questa sì. Fai vedere. Fai vedere. Lo devo guarda. No, vabbè. Basta spruzzare un po', si spruzza. Oppure direttamente sul dito, sì. Questo devo guardare. Però ci vorrebbe un deodorante più forte, diciamo. Molti indicati deodoranti a muschio, questi qua, no, silvestri. Questo diciamo è neutro. Capito. Sara?